Anche questa sera è possibile seguire la diretta della nostra serata attraverso i canali social di Sardegna Live insieme al canale YouTube del settimanale diocesano L'Ortobene. La serata è stata introdotta con l'accoglienza a cura della comunità di Torpè e per questo chiamo a raggiungermi qui sul palco il sindaco Martino Giovanni Sanna e il parroco Don Giovanni Sanna. Prego, accomodatevi. Venite qua ragazzi che ci fate da cornice. Due da una parte e due qua, e due qua. Buonasera a tutti e benvenuti. Ringrazio il Vescovo Don Antonello Mura e Don Alessandro per avermi onorato di essere qua a rappresentare la mia comunità, la comunità di Torpè. Noi oggi siamo qua intanto con questa bella cornice di questi bellissimi ragazzi che indossano il costume tradizionale di Torpè, un costume che rappresenta identità, storia e cultura del comune di Torpè. Siamo qua anche con uno stand dove troverete le brochure del comune di Torpè e troverete anche dei dolci caratteristici del nostro comune. Torpè si trova a circa 7 km dalla Caletta, qua vicinissimo. È una piccola comunità di circa 3.000 abitanti, ha un territorio molto articolato, ha 5 frazioni, Brunella, Talavasso, Cossu e Sorrios e Concas. È un territorio molto ricco di ambiente, diciamo che offre delle opportunità molto importanti per chi vuol risiedere a Torpè e fare delle escursioni, delle passeggiate in mezzo alla natura, quindi offre davvero un'attrazione importante dal punto di vista ambientalistico. È una comunità, diciamo, non tanto costiera, ma più che altro interna, con delle tradizioni legate più all'interno, con una storia importante, tant'è vero che ricordiamo che abbiamo circa 15 nuraghi, di cui uno molto bello e si può visitare, che è il nuraghe San Pietro. È una comunità laboriosa, diciamo che la sua economia è prevalentemente di tipo artigianale. Ecco, abbiamo moltissimi artigiani che lavorano il ferro, il legno, moltissimi lavoratori dell'edilizia. Abbiamo anche una cultura agropastorale molto profonda e molto importante. Diciamo che negli ultimi anni il turismo si sta sviluppando. Torpè ha veramente una cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità e credo che sia un elemento fondamentale davvero per l'accoglienza turistica, perché se si vuole fare il turismo io credo che l'aspetto principale sia veramente l'accoglienza e il rispetto dell'ospite, non solamente inteso dal punto di vista economico, ma proprio nella figura dell'ospite e di quello che arriva in un territorio e vuol conoscere non solamente il posto, ma anche le persone. Infatti è quello che voglio rimarcare. I torpini si contraddistinguono soprattutto per la loro accoglienza. Grazie. Vi ringrazio. Grazie. Una parola anche il parroco. Buonasera a tutti. Sono Don Giuseppe Sanna, parroco di Torpè. La mia comunità è composta dal paese centrale più Concas, quindi circa 2.300 abitanti. La festa principale è quella della patrona, la Madonna degli Angeli, che è iniziata la festa nel 1584. La comunità ha tante feste che legano il paese,
non solamente dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista umano. L'umanità di cui parlava il signor Sindaco è quell'umanità che serve per fare festa. Festa significa anche accoglienza. Accoglienza durante la festa, durante il tempo in cui incontriamo le persone. Incontrare significa anche saper mettere a suo agio anche le persone. La seconda festa importantissima è la festa di Sant'Antonio sul Vogo, che si svolge all'inizio di gennaio. Molto sentita, tra l'altro bella da vedere, in quanto ci sono almeno una trentina di carri fatti con le frasche, che si snodano dalle 11 di mattina fino a sera tardi, dove poi scaricano queste frasche nel fuoco proprio di Sant'Antonio davanti alla sua chiesa. È presente anche durante le feste della Settimana Santa, durante le feste anche di altre Sant'Orpè, il santo di Pisa, morto martire, e unico in Sardegna, tra le altre cose, unico in Sardegna. E questo è quello che la comunità di Torpè cerca ogni giorno di dare anche dal punto di vista spirituale. Grazie Eccellenza, buona serata fraterna a tutti. Grazie signor Sindaco, grazie Don Giuseppe. Potete tornare a posto. Grazie. Nella nostra serata ci saranno anche degli intermezzi musicali a cura del maestro Gianpriamo Incollu, originario di Baunei, e dopo gli studi al Conservatorio di Cagliari nel gennaio 2004 fonda il coro Montesantu e ha esperienza anche come cantautore. Dal 2015 dirige il coro femminile Sant'Anna di Tortolì e dal 2022 il coro Ortobene di Nuoro. Grazie maestro. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate, questa parte di universo al nostro sistema solare. Aprono le ali, corrono impicchiate, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale. Migrano gli uccelli, migrano con il cambio di stagione, giochi di aperture alari che nascondono segreti nel nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale.
uccelli volano nello spazio tra le nuvole, giochi di aperture alari che nascondono segreti nel nostro sistema solare. Grazie. Grazie maestro. Spero vi siate tutti muniti della brochure che avete trovato all'ingresso della nostra area fraterna, perché nella seconda di copertina troverete il QR code col quale è possibile interagire in questa nostra serata. È sufficiente inquadrare con il cellulare e fare la domanda automaticamente anonima, ma siamo invitati anche a scrivere il nostro nome, sarebbe una cosa opportuna. Per la conversazione che segue dal titolo Sopravvissuto all'ingiustizia, chiamo a moderare qui sul palco Don Sergio Massironi, teologo del Dicastero Vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale, collabora al servizio per la pastorale sociale e il lavoro della Diocesi di Milano, scrive sull'Osservatore Romano, Avvenire e cura il blog A Misura d'Uomo. Grazie per la tua presenza, Don Sergio. Buona serata a tutti, è per me una gioia, un onore essere qui. Ringrazio il Vescovo Antonello per avermi invitato e voi per la vostra partecipazione. Questa sera ci dedicheremo a un tema che possiamo dire anche subito in positivo. Credo che la parola che ricorrerà di più non è ingiustizia, che pure è una parola che questa sera ci darà da pensare, ma in positivo la parola giustizia. Una parola che ha a che fare anche con il tema di quest'anno, che ci lega anzi più profondamente a questa questione dell'avere cuore, non semplicemente avere cuore nel senso di buoni sentimenti, ma avere cuore, quel cuore che nella Bibbia ha a che fare con la libertà, con le decisioni che prendiamo, con un modo di vivere anche insieme che deve essere giusto e che ci fa reagire, indignare, commuovere di fronte a quello che nel nostro mondo deve ancora cambiare. Allora questa sera invito a venire sul palco le persone con cui dialogheremo, anzitutto Irene Testa, che in questa regione è garante per le persone private della libertà personale. Grazie di essere qui. Poi Mauro Trogu, avvocato che ha assistito dal 2016 la figura che mettiamo al centro questa sera della nostra attenzione e che invito a venire sul palco, Beniamino Zuncheddu. La sua storia ci aiuterà a entrare nel cuore di questa serata in un tema che è e diventerà, spero attraverso questa conversazione, più concreto e più caro a ciascuno di noi. Inizierei proprio da Beniamino perché mi sembra giusto dare la parola a lui in questa prima estate di libertà dopo 33 anni di carcere. Questo 33 ricorda a chiunque appartenga alla cultura cristiana gli anni della vita di Cristo, ma questo 33 anni è un numero davvero impressionante di estati, di stagioni vissute senza poter apprezzare quello che questa sera viviamo. Allora chiederei a Beniamino per cominciare qual è la tua sensazione questa sera nell'essere qui con noi
e che ricordi ti vengono se devi pensare a questi 33 anni che hai alle spalle? Prima di tutto buonasera a tutti. Per me è una bella sensazione stare in mezzo alle persone, grazie a Dio come si aspetta. Tornando al fatto che stavo dicendo lei, per il tempo passato cerco di dimenticare, però quello non si dimentica mai. Quello è un pianeta diverso, perciò si sta male all'altra parte e bene a questa parte, in mezzo alla gente. Grazie. Prego. Forse quello che impressiona di più e su cui ci soffermeremo questa sera, anche, non soltanto, ma anzitutto ricostruendo qualche passaggio della sua storia, è che questi 33 anni sono trascorsi nella detenzione, in carcere, appunto ingiustamente, con un riconoscimento che è arrivato tardi, tardissimo, di un come sono andate le cose che per troppo tempo è stato negato. Ecco, forse subito mi viene allora da farti un'altra domanda. Come si fa? Come hai vissuto questi anni in carcere sapendo di essere innocenti? Come si sopravvive all'ingiustizia? È un po' difficile spiegarlo, però io pensavo sempre alla libertà perché non avevo commesso nessun reato e pensavo un giorno o l'altro dovrei uscire da questo posto. E la mente era fuori e il corpo era dentro. E così trascorrevo le giornate, giorno dopo giorno. Grazie, questo ci aiuta davvero forse anche a capire qualcosa di più dell'essere umano, che nonostante le condanne, addirittura quando sentiamo quella espressione, quella parola che nella vita può essere legata a tante esperienze, definitivo, per sempre, non c'è più niente da fare, da aspettare, evidentemente è possibile non smettere di aspettare, non smettere di credere. Sì, io pensavo sempre alla libertà perché uno quando non fa niente perché deve essere ingiustamente chiuso in una cella senza aver fatto nulla? Non è giusto, quelle sono ingiustizie. E io pensavo sempre un giorno o l'altro la verità dovrà uscire fuori. Bene, grazie per questa anche testimonianza di fiducia nella verità e nella giustizia nel senso più profondo. A volte la giustizia si fa conoscere anzitutto così: non è giusto. Questa espressione che in qualche modo ci distingue o dovrebbe distinguerci come esseri umani, che sono capaci di mettersi nei panni altrui o di interpretare la situazione in cui si trovano e di provare indignazione. Questa indignazione, questa capacità di dire non è giusto, muove tutta una serie di altri passi, e credo che sia molto importante che questa sera diventi una riflessione di comunità, perché molto spesso di questi temi di giustizia si fa fatica a parlare senza trovarsi in una polarizzazione di opinioni e senza parole gridate. Per cui che noi ripartiamo questa sera da questa possibilità di dire non è giusto, da questa consapevolezza che la ricerca della giustizia e della verità sono indistruttibili in noi, e fare diventare questa una questione collettiva, di comunità, di Chiesa e di paese civile, credo che sia molto importante. Su questo chiederei all'avvocato di Beniamino, brevemente per concludere questa primissima parte del nostro incontro, se può aiutare tutti noi in qualche modo a ricordare
o ad ascoltare per la prima volta, perché forse qualcuno è venuto qui anche mosso dalla curiosità del titolo ma senza conoscere questa storia, se molto brevemente, visti i ritmi che deve tenere la serata, ci aiuti a capire che cosa è successo a Beniamino e non solo a lui ma di conseguenza al nostro paese. Buonasera a tutti, grazie alla diocesi e alla parrocchia che ci ospita, al comune. È una serata veramente importante per noi, siete tantissimi e quindi è una bella occasione per raccontare quello che è successo a Beniamino. Cerco di sintetizzare al massimo. L'8 gennaio del 1991 alle 18:30 era ormai calato il buio della sera, in un ovile sui monti a nord di Cagliari, nel comune di Sinai, vengono uccise 3 persone e una quarta rimane gravemente ferita. Questo sopravvissuto, all'indomani, quando viene ritrovato, racconterà di aver visto una persona sparare con un fucile, prima all'indirizzo di uno dei 3 deceduti, gli altri 2 erano già stati uccisi, e poi contro di sé. Però quest'uomo sopravvive ai colpi di fucile che vengono indirizzati nei suoi confronti e appunto racconta di non poter dire granché di ciò che aveva visto, perché la scena si sarebbe svolta al buio e l'aggressore avrebbe portato sul volto un collant da donna e quindi non era in grado di indicarne i lineamenti. Viene interrogato una volta dai carabinieri e offre questa versione, altre 2 volte dalla Polizia di Stato e offre questa versione, ancora un paio di settimane dopo ancora dalla Polizia di Stato e offre questa versione. 50 giorni dopo cambia le proprie dichiarazioni, dice di aver mentito per paura e che in realtà l'aggressore non aveva nessun collant sul volto, che in realtà il buio non era poi tanto buio, ma aveva a disposizione luce sufficiente per vedere e memorizzare i lineamenti dell'aggressore, e si dice pronto a riconoscerlo. Gli vengono esibite delle fotografie, la prima delle quali raffigura Beniamino e indica proprio in quella prima fotografia l'effigie di colui che avrebbe ucciso quelle 3 persone e ferito lui. 2 giorni dopo Beniamino viene fermato, portato in questura prima e nel carcere di Buoncamino poi, e da lì non uscirà più fino al 25 novembre del 2023. Il processo inizia pochi mesi dopo, nel mese di ottobre del 91, e si conclude in 30 giorni. Nel novembre del 91 c'è la sentenza di primo grado, una condanna all'ergastolo. Il testimone viene creduto nella seconda versione. La prima si ritiene effettivamente menzognera in quanto dettata dalla paura. Il giudizio d'appello conferma la sentenza di condanna e la Cassazione nel dicembre del 92 pone la parola fine al processo e Beniamino inizia a scontare il suo fine pena mai. Io lo incontro nel 2016 per la prima volta, alla fine del 2016. Beniamino aveva la fortuna di aver avuto accanto sempre una famiglia presente, una sorella, un cognato, una nipote, altri parenti stretti che si sono sempre sacrificati per lui e che non l'hanno mai abbandonato, e da fuori hanno sempre lottato perché la verità venisse fuori. Quando inizio a studiare le carte mi rendo conto che ragionando così chiunque di noi un domani si sarebbe potuto trovare di fronte ad una condanna non meritata, perché la prova a carico era assolutamente traballante. Non c'era nessun motivo oggettivo per preferire la seconda dichiarazione del testimone alla prima, e quindi avvalendomi di alcuni consulenti iniziamo delle indagini difensive che durano 2 anni, ma per farvela breve accertiamo che il testimone aveva sicuramente mentito la seconda volta. Aveva sicuramente mentito perché abbiamo ricostruito la scena del delitto, l'ovile in cui si consumò la strage per fortuna era rimasto integro, intatto,
e ci siamo resi conto che solo la prima versione poteva essere vera, perché a quell'ora, in quelle condizioni di luce, il testimone non poteva vedere assolutamente nessun lineamento, non poteva riconoscere nessun aggressore. Chiediamo la collaborazione della Procura Generale di Cagliari, che fortunatamente ci aiuta, con la dottoressa Francesca Nanni. Nasce un nuovo procedimento penale a Cagliari per accertare eventuali corresponsabilità negli omicidi. Nell'ambito di queste indagini il testimone oculare viene chiamato a rendere delle dichiarazioni e conferma le sue accuse nei confronti di Beniamino. Però le domande che gli sono state rivolte sono molto pressanti, molto significative. Lui esce dall'ufficio della procura, sale in macchina, non sa di essere intercettato e si sfoga con la moglie e dice frasi inequivocabili: hanno capito tutto, hanno capito la verità, hanno capito che il poliziotto, un poliziotto che aveva curato le indagini in quei 50 giorni, mi aveva fatto vedere la foto di Beniamino prima. Ossia emerge che in quei 50 giorni un poliziotto aveva lavorato ai fianchi di questo testimone per spingerlo a cambiare versione e lo convince ad accusare falsamente Beniamino, pur sapendo che il testimone non lo aveva visto. Con queste intercettazioni chiediamo il giudizio di revisione che si svolge di fronte alla Corte d'Appello di Roma. Il processo di revisione ha avuto un andamento un po' ondivago. Diciamo che l'afflato dei giudici non sembrava proprio volto a scarcerare Beniamino. Beniamino viene lasciato in carcere per altri 3 anni, nonostante le ripetute richieste di scarcerazione, e il processo ha un andamento lento, tentennante. Le perizie volte a far trascrivere le intercettazioni vengono affidate inizialmente a un perito non altamente qualificato, successivamente il cambio di perito non viene concesso subito, i miei consulenti non vengono creduti, insomma un processo molto difficile. A un certo punto Beniamino ha un crollo psicofisico perché vede davanti a sé la prova della sua innocenza e dall'altra parte vede dei giudici che continuano a tenerlo imprigionato. Ha un crollo psicofisico, ci preoccupiamo tutti moltissimo per la sua salute e io avevo avuto il piacere di conoscere la garante Irene Testa qualche mese prima ad un convegno e mi venne in mente di coinvolgerla, di chiederle un sostegno perché non sapevo come far curare Beniamino. Irene Testa interviene subito come garante, poi vi spiegherà lei nel dettaglio cosa ha fatto, ma soprattutto dà avvio anche ad una attività attraverso il Partito Radicale, aggregando la comunità di Burcei, che porta a un'attenzione giornalistica, mediatica sul processo che fino a quel momento non c'era stata. E quell'attenzione mediatica porta a un'accelerazione improvvisa del processo. Dal settembre del 2023, quando iniziano i primi sit-in di fronte alla Corte d'Appello di Roma, il processo assume un'accelerazione importante e si arriva alla sentenza conclusiva nel gennaio del 2024. Il testimone chiave nel corso del giudizio di revisione confessa quello che già si capiva dalle intercettazioni, ammette che lui non aveva riconosciuto nessuno, che l'aggressore aveva il collante sul volto e che il poliziotto gli aveva fatto credere di avere in mano delle importanti prove a carico di Beniamino, che poi in realtà nel processo non sono mai comparse, e che lo aveva convinto quindi che fosse giusto accusare Beniamino. Il quadro si chiude col fatto che emerge nel corso del processo di revisione tutta una serie di omissioni, anche di sviamento delle indagini, che sembravano volte a proteggere qualcun altro. Cioè Beniamino è stato preso perché i veri responsabili non fossero condannati. E soggetti che probabilmente avevano una qualche forma di protezione a livello degli organi inquirenti. Beniamino venne finalmente scarcerato nel novembre del 2023, ma la sentenza conclusiva è del gennaio del 2024. È una sentenza che francamente non soddisfa chi
come me, aveva iniziato con l'idea che quella sentenza del 91 andasse cancellata perché era pericolosa per i cittadini, una sentenza del genere, e nel 2024 viene fuori una sentenza che, pur assolvendo Beniamino per non aver commesso il fatto, appare altrettanto pericolosa, perché pare più propensa a proteggere tutti coloro che avevano sbagliato, a partire dalle forze di polizia fino ai magistrati che avevano avuto in mano il processo, piuttosto che a chiedere scusa a un imputato ingiustamente condannato. E qui diciamo che finisce questa sintetica ricostruzione di una vicenda in realtà molto complessa, ma che penso si possa spiegare in queste parole. Grazie, grazie davvero. E direi di prenderci un intermezzo musicale per lasciare sedimentare questa testimonianza e questa ricostruzione prima di andare avanti nella conversazione. Grazie, solo 2 parole per introdurre questo brano che ho voluto scrivere dopo che ho conosciuto questa triste vicenda di Beniamino, che per fortuna poi si è risolta per il meglio. Il titolo è Stato distratto. Lo Stato rabbraccia suo figlio dopo avergli rubato la vita. Giustizia matrigna e distratta e non prova vergogna per niente. E crede che 30 denari sia una cifra bastante a riparare il male, a far dimenticare quegli anni passati nel buio mentre fuori la luce era accesa. Noti passati a vegliare perché i sogni non erano inclusi in quel trattamento speciale a pensione completa che ti hanno riservato, che ti hanno regalato. Ma adesso corri insieme a noi, ora che sei libero, libero di giocare, libero di sognare. Allora corri insieme a noi, ora che sei libero, libero di parlare, libero di giocare. Un uomo ritorna alla vita dopo anni passati nel lontano, i giorni segnati a matita in un muro che ormai non li conta, perché non c'è più differenza fra la notte ed il giorno, tra verità ed inganno, serenità ed affanno. Ma adesso corri insieme a noi, ora che sei libero, libero di giocare, libero di sognare. Ancora corri insieme a noi, ora che sei libero, libero di parlare, libero di giocare. Ancora corri insieme a noi, ora che sei libero, libero di parlare, libero di pensare. Ancora corri insieme a noi, ora che sei libero, libero di pensare, libero di giocare. Grazie. Grazie. Irene Testa, garante delle persone private della libertà personale. Chi sono queste persone? Chi sono in Sardegna? Come hai conosciuto Beniamino?
Beh, sono tutte quelle persone o che vivono nelle carceri o che si trovano a vivere in strutture psichiatriche, quindi sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori per cui non godono della libertà personale. Beniamino l'ho conosciuto esattamente un anno fa, proprio in questi giorni. Come diceva l'avvocato Mauro Trogu, proprio perché Beniamino non stava bene e non stava bene di salute, quindi l'avvocato mi chiese di intervenire, di andare a trovarlo. E io andai a trovarlo e così, diciamo, conobbi Beniamino che, diciamo, oltre a star male fisicamente, credo stesse molto male anche psicologicamente, perché lo accennava prima l'avvocato, Beniamino aveva sentito già da 3 anni prima quelle intercettazioni dove dicevano chiaramente che Beniamino non c'entrava niente in questa vicenda, e quindi lui si chiedeva: ma se sono venute fuori queste intercettazioni che mi scagionano, io perché ancora sto in carcere? Perché dopo 3 anni che si è chiesta la revisione io mi trovo ancora in carcere? Per cui lui si stava abbandonando, diciamo, credo anche alla disperazione, nonostante lui ha detto giustamente che non ha mai perso la speranza, che credo che sia poi quella, insieme alla verità che è forte, che lui conosceva, che lo hanno fatto reggere per 33 anni, perché vivere 33 anni un'ingiustizia di questa così grande come quella che ha subito Beniamino, che oggi magari la raccontiamo come fosse, insomma, una cosa passata, ma non potrà mai essere una cosa solo del passato, perché 33 anni sono un'esistenza per una persona. A Beniamino gli è stata rubata la vita, gli è stata rubata la gioventù, la spensieratezza, la possibilità di farsi una famiglia, di avere un lavoro, di avere dei figli, è stato infamato. Insomma, a Beniamino è stato fatto un qualcosa di veramente grave, quindi la sua cioè questa è una storia di grande sofferenza, e io non mi sento neanche di dire che alla fine questa giustizia ha realmente trionfato. Da una parte sì, molto tardi, perché non può la giustizia trionfare dopo 33 anni, e devo dire che ha trionfato parzialmente, perché Beniamino non ha avuto un risarcimento danni per essere stato sottoposto a 33 anni di carcere da innocente. Non ha avuto le scuse di nessuno, si è fatta una sentenza dove si dice sì, è stato assolto, ma in fondo forse è un colpevole che l'ha fatta franca. Beh, io credo che nessun cittadino si possa sentire tranquillo a vivere in una giustizia che è amministrata in questo modo, perché noi dobbiamo anche pensare che Beniamino, è vero, forse è la vicenda giudiziaria più lunga che noi conosciamo, ma non è l'unica, perché i dati del MEF, quindi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci raccontano che ogni anno circa 1000 persone finiscono in carcere da innocenti. Quindi questo significa che c'è un problema serio, un problema grave. E sappiamo anche che all'interno delle carceri ci sono circa 20.000 persone che sono in custodia cautelare in carcere, quindi presunti innocenti fino a condanna definitiva. Quindi molte persone che comunque finiscono in carcere poi vengono dichiarate assolte. Per cui diciamo che io credo che la vicenda di Beniamino, ed era quello che avrei voluto, quello che mi sarei aspettata, ed è forse, diciamo, la delusione più grande di questa vicenda, nonostante il bel lavoro che poi Mauro l'avvocato sta conducendo anche in questi mesi insieme a Beniamino, divulgando il libro, parlandone, eccetera, ma credo che la delusione più grande sia anche proprio quella del fatto che questa vicenda non ha aperto un dibattito sulla giustizia, non ha portato, diciamo, soprattutto la classe politica a una riflessione seria su questi temi, no? Anche a legiferare in questa direzione, perché evidentemente se si arriva anche a questo, significa che ci sono diverse cose nel sistema della giustizia che non funzionano. E allora il sacrificio di quest'uomo
doveva valere a qualcosa, e invece noi abbiamo una persona che è stata 33 anni in carcere, che oggi, se non fosse assistita dalla sorella, dalla famiglia, Beniamino starebbe per strada in questo momento, cioè vivrebbe sotto un ponte, perché Beniamino non ha un lavoro, non ha niente brutto da dire, però è così. E allora a me uno Stato che mi risarcisce dopo 8 anni, se arriverà questo risarcimento, io glielo auguro con tutto il cuore, perché in questa vicenda, lo aggiungo, oltre alla professionalità di tanti che ci hanno lavorato, credo che alla fine ci sia stato un grande cuore da parte di tanti che volevano che questa verità venisse fuori realmente. Ecco, però io mi chiedo, è possibile che quest'uomo esca dal carcere dopo 33 anni, non solo senza le scuse, ma anche con uno Stato che gli dice arrangiati? Grazie, e credo che questa cosa ci spinga a confrontarci con alcuni temi scomodi e su cui a volte fatichiamo a ragionare serenamente, perché noi viviamo in un contesto in cui i politici sanno che l'opinione pubblica ha più a cuore forse la sicurezza che la giustizia, e noi leghiamo alla nostra sicurezza il fatto che ci siano delle persone che sono private della loro libertà personale. Parlavi di detenuti, parlavi di persone con difficoltà psichiatriche che si ritiene le rendano pericolose, e per certi versi noi, come ogni società, è come se tirassimo un sospiro di sollievo a pensare che qualcuno non c'è più, e vorremmo proprio quasi che scomparisse, che non ci fosse più per sempre. Quindi questa sera abbiamo una storia che mette un po' in discussione questo, perché minaccia quasi la nostra sicurezza. È accaduto a Beniamino, ma potrebbe accadere anche a me. E d'altra parte ci costringe un po' a pensare al di là dell'innocenza. Mi spingo a dire di che cos'è un carcere oggi, a che cosa dovrebbe servire e a che cosa serve, che cosa avviene, che cosa possiamo pensare come società di un ambiente in cui sappiamo cresce in numero impressionante, proprio in questi mesi il numero di suicidi, c'è un problema di sovraffollamento, c'è chi risponde dicendo dovremmo costruire più carceri, e però ci sono delle domande su quello che all'interno di un carcere deve avvenire, sul senso per cui ad alcune persone si toglie per una parte della loro vita la libertà personale, come coniugare la sicurezza con tutto quello che invece, proprio perché la giustizia sia più larga, sia più piena, dovrebbe venire in un carcere. Ci dai uno squarcio su questo mondo che non vediamo e a volte non vorremmo vedere? Allora, si potrebbe coniugare semplicemente applicando ciò che la Costituzione ci indica, e cioè che la pena deve tendere alla rieducazione, mentre invece purtroppo la pena all'interno di un carcere tutto fa tranne che tendere alla rieducazione del condannato, perché oggi, come dicevi tu, per una questione di sicurezza si tende a vedere e a utilizzare il carcere come un contenitore dove nascondere al proprio interno tutto ciò che nella società o in qualche modo non è gestibile, o in qualche modo dà fastidio, o addirittura il fallimento delle agenzie che sul territorio non riescono a recuperare alcuna parte della popolazione, e mi riferisco ad esempio ai tossicodipendenti, che sono tantissimi nelle nostre carceri, al disagio psichiatrico che è presente nelle nostre carceri in maniera elevatissima. Direi prevalentemente le persone che vivono nelle nostre carceri oggi sono i tossicodipendenti, i malati psichiatrici e gli stranieri. Cosa si fa? Il tossicodipendente è una persona fragile, una persona che ha bisogno di essere seguita, di essere curata, è una persona
diciamo, molto più fragile, no? Anche rispetto al resto della popolazione. Eppure in carcere non c'è nessun trattamento, queste persone non vengono seguite perché non c'è il personale, perché vengono chiuse nella cella, loro spesso capita che il disagio psichiatrico come viene curato in carcere, queste persone vengono messe dentro alcune celle lisce, private del materasso, private del lenzuolo perché sono ad alto rischio suicidario, e quindi ci si illude che la cura possa essere quella di mettere un detenuto su una branda in ferro, levandogli tutto e pensando di recuperarlo, mentre invece sappiamo che non si rieduca in questo modo, non lo si recupera in questo modo. Se è fortunato uscirà dal carcere, ma come uscirà? Esattamente come è entrato, e nel peggiore delle ipotesi questa persona, così come sappiamo l'alto numero dei suicidi, è portata a studiare tutti i modi per poter evadere dal carcere. Quindi a cosa serve lasciare il detenuto 24 ore al giorno a guardare il soffitto in branda, costretto all'ozio forzato, perché i detenuti vengono di fatto costretti all'ozio forzato. Io non conosco un detenuto che non chiede di lavorare, eppure il lavoro in carcere non esiste, è pochissimo, sono pochissimi i detenuti che lavorano. Quindi che senso ha mantenere tutte quelle persone in questa condizione? Questo non è utile né alla società, né al detenuto, né anche allo Stato, perché poi gestire le carceri in questo modo costa tanti milioni di euro. Sappiamo che il costo per gestire le nostre carceri è di circa 3 miliardi e mezzo di euro annui per gestire il sistema carcerario. In cambio di che cosa? Di un detenuto che la recidiva sappiamo che è altissima proprio per queste ragioni. Allora si dovrebbe fare un discorso di diverso tipo, i tossicodipendenti dovrebbero essere gestiti, curati nelle comunità terapeutiche, che non significa lasciarli liberi, significa semplicemente recuperarli e ridarli alla società in grado di non nuocere più alla società. Il malato psichiatrico che non capisce neanche che cos'è una sanzione disciplinare, che a volte hanno degli sdoppiamenti di personalità, non ricordano il loro nome, buttano tutto per aria, il cibo nelle celle. Che senso ha lasciarli dentro una cella liscia, privarli di tutto e non curarli? Non è questo quello che ci dicono, tra l'altro, perché non è una questione che non ci sono le leggi giuste, le leggi ci sono anche, ma purtroppo per una serie di ragioni o non vengono applicate, e poi c'è anche che sul carcere si investe poco, ci sono poche risorse, per cui il carcere vive uno stato di abbandono totale, per cui io quando vado nelle sezioni vedo soltanto gente povera, che non hanno vestiti come i migranti, che non hanno neanche un centesimo per chiamare le famiglie, appunto i tossicodipendenti in 3, in 4 dentro una cella. È questo il carcere. Quindi quando noi diciamo sì, la sicurezza è giusto, deve essere garantita, e chi sbaglia è giusto anche che sconti una pena, ma non in queste condizioni. Purtroppo però si parla poco di carcere e poco si fa per migliorarle. Beniamino, in quante carceri sei passato in questi anni? In questi anni 3 carceri. Quali sono stati? Cagliari, Nuoro e Utta. E c'è differenza tra carcere e carcere o è un po' tutto uguale? È tutto uguale, sempre carcere, sempre chiuso, sì, non è che... Certo. E di questa umanità di cui Irene ci parlava, com'era il rapporto con gli altri detenuti? Come ti sei trovato con loro? È stato difficile vivere con loro oppure si è creata una qualche dimensione anche di umanità tra di voi? Sì, no, con me sono andati tutti d'accordo, grazie a Dio sono andati d'accordo sia con i detenuti sia con gli agenti, però stavo troppo male, sempre sopraffollato come diceva Irene, troppo sopraffollato. Io sono stato in camera da 4 persone in 11 persone, con 2 materassi per terra, 2 dormivano per terra. E il bagno c'era la turca, un lavandino, senza dignità, cioè non proprio una cosa.
Mi raccontava Beniamino che quando è stato al carcere di Buoncammino lui era costretto a spostare la branda dal muro e a mettere il cartone dietro proprio perché le pareti erano umide L'umidità, e quindi sì. spesso dice Anche il che materasso, sotto il materasso mettevamo del cartone la mattina, era come era inzuppato nell'acqua. Umidità sempre. Grazie. Facciamo un secondo intermezzo musicale per rielaborare questo che abbiamo ascoltato. Passo il tempo e che fa? Tutto cresce e se ne va. Passo il tempo e non va bene più. Voglio sole e m'asciuttà. Voglio un'ora fammi a ricordare. No, 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 no. L'alleria che in un momento devo scordare, ha bisogno dell'alleria, quanto hai sofferto sape solo Dio, e sai a voglia Luca, che non c'è zicca niente tu, li va solamente da, all'aria se ne va. Passo il tempo e che fa se la mia voce cambierà? Passo il tempo e non va bene più e ti resta solo quello che non vuoi e non ti aspetti niente perché lo sai che passo il tempo ma tu non cresci mai. No, 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 no. Che niente tu volevi solamente da, ma l'aria se ne va. Grazie. Tornerei all'avvocato adesso. Abbiamo sentito parlare di una situazione nel nostro paese dove la storia di Beniamino è una di migliaia di storie e questo ci fa pensare. Io credo che questa sera abbiamo bisogno sia di capire perché avere fiducia in un paese come il nostro. Beniamino è libero, è qui. C'è chi si è impegnato al suo fianco, c'è un risultato che anche se manca molto della giustizia, perché la giustizia è anche restituzione e c'è una restituzione di anni di vita che un risarcimento non risolverà nemmeno del tutto, anche se è una minima parte di quello che si può fare, ma qualcosa che funziona dobbiamo riconoscerlo, della positività di contributi. Credo che sia importante questa sera riconoscere anche l'origine e allo stesso tempo c'è qualche cosa su cui dobbiamo questa sera risvegliare l'attenzione, avere più consapevolezza per essere in molti a chiedere un cambiamento
in ciò che possiamo vedere migliorare ancora. Allora, dalla tua angolatura, che questa storia forse ha anche approfondito, che cosa ha funzionato e che cosa non funziona ancora? Io sono giunto alla conclusione temporanea, perché sicuramente tra qualche anno magari avrò un'idea diversa, ma oggi sono giunto alla conclusione che la differenza la facciano le persone. È una cosa molto semplice, però se tu incontri dei magistrati che hanno voglia di fare il loro lavoro secondo quanto la Costituzione e la legge pretende da loro, che poi è quello che tutti i cittadini si aspettano, attenzione, non è nulla di eroico, nulla di straordinario, è quello che ciascun cittadino si aspetta veder fare a un carabiniere, a un pubblico ministero o a un giudice. Le cose possono funzionare. Se tu trovi dei giornalisti che si mettono a fare informazione in maniera oggettiva, asettica, raccontando i fatti senza spettacolarizzare più di tanto, allora l'opinione pubblica si può interessare in maniera positiva e può venire a conoscenza di cose positive. Se i partiti si interessano della questione giustizia, come ha fatto il Partito Radicale, allora una vicenda anche singola può diventare lo specchio di una realtà molto più vasta. Se invece, e allora di fronte alla speranza di incontrare persone così, ci possiamo un pochino tranquillizzare e dire sì, se sono fortunato e incontrerò persone del genere, la mia vicenda processuale si concluderà nel modo giusto. Dico giusto sia in un senso che nell'altro, nel senso che l'innocente venga assolto e il colpevole venga condannato alla pena giusta, okay? Senza iniquità in un senso o nell'altro. Se invece incontro delle forze di polizia che perseguono altri scopi diversi da quelli istituzionali, se incontro dei magistrati che lavorano con superficialità, con disattenzione, senza la giusta cultura della giurisdizione e del dubbio, allora mi devo preoccupare. Quindi la mia considerazione è che brave persone possono portare a dei buoni risultati. Incontrare delle persone che non fanno bene il proprio mestiere invece può portare a dei risultati molto pericolosi. Ed è brutto dirlo, ma alla fin fine siamo affidati un po' alla fortuna. Io penso che questa proporzione tra il ruolo che deve rivestire la fortuna e ciò che deve rivestire invece l'ordinario possa cambiare soltanto se cambia la cultura complessiva del paese. Prima Irene ha detto una cosa importante, ossia dalla vicenda di Beniamino non è scaturita una riflessione generale e vi ha dato dei numeri. Ora, non sono solo quei 1000 che ingiustamente finiscono in prigione ogni anno da innocenti i numeri sono molto più grandi, perché ci sono tante persone che magari non finiscono in prigione, ma che subiscono dei processi condotti con una cultura della giurisdizione che è superficiale, che è distratta. E badate bene che anche un processo penale che si conclude con una sentenza appena sospesa, quindi l'imputato non finisce in prigione, ma viene condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione appena sospesa, può essere un dramma, perché se quello è un imprenditore rischia di perdere tutto ciò che ha costruito nella sua vita, se è un dipendente pubblico rischia di perdere il posto di lavoro, insomma ci sono perde la reputazione nel suo quartiere, nella sua città, nella collettività in cui vive e lavora. Quindi non è solo la condanna, non è solo la prigione il rischio è tutto ciò che può portare un processo penale. Se non cambia la cultura diffusa nel paese, non potrà cambiare neanche quella nei giudici. I giudici sono
persone come noi, nascono da noi, sono cresciuti in famiglie come le nostre e quindi ciò che faranno e come lo faranno inevitabilmente risentirà di quello che hanno vissuto da bambini, hanno sentito dire da adolescenti e hanno sentito nelle scuole. Quindi il cambio deve essere proprio radicale, nel senso che deve affondare nelle radici della società. E delle cose che avete detto ce ne sono tante che meriterebbero tanto spazio, ma una in particolare la voglio richiamare. Avete detto vedere una persona in prigione rassicura. Bene, è un concetto molto vecchio. Già Hobbes nel Leviatano scriveva: assomiglia molto di più alla giustizia una sentenza di condanna che non di assoluzione, a prescindere che il condannato sia o non sia colpevole. C'è un meccanismo psicologico che ci fa sentire più sicuri se vediamo una persona in prigione, a prescindere dalla piena certezza che quel soggetto meriti di essere in prigione, sia realmente colpevole. E questo è un grave equivoco, un gravissimo equivoco, perché giustizia è anche la sentenza di assoluzione, e soprattutto la sentenza di assoluzione. Ma perché? Perché la sentenza di assoluzione è lo Stato che dice all'imputato: ti stavamo accusando ma ci siamo sbagliati. È lo Stato che si rende conto di aver iniziato un processo che non si deve concludere con una condanna. Quello è rassicurante, perché è lo Stato che si dimostra forte, in grado di proteggere i diritti e le libertà del singolo imputato. Nell'assolvere lo Stato manifesta molta più forza, secondo me, che non nel condannare. Nel condannare mostra una forza bruta, nell'assolvere mostra una forza che è responsabilità del proprio ruolo, che è quello di proteggere il cittadino, non di calpestarlo. Grazie. Su questa riflessione credo che ciascuno di noi possa andare avanti, perché l'idea di forza, l'idea di giustizia che noi abbiamo è molto diversa da quella che hai appena descritto, dove è forte ed è giusto a volte dire stavo sbagliando, avevi ragione tu. E questo credo che però ci porti davvero a entrare in meccanismi molto profondi, lo hai accennato, che riguardano il nostro modo di reagire alle notizie, alle informazioni, a ciò che ci circonda. E mi pare che proprio l'informazione, proprio il ruolo dei giornalisti, che a volte sono quelli che distruggono, ci sembra almeno così, la storia delle persone che mettono all'agonia, che fanno il processo prima della magistratura, si è rivelato indispensabile per riaprire questo caso. E quindi c'è un modo di collaborare con tutto il mondo della comunicazione, di attivarlo non semplicemente per spettacolarizzare, ma per generare attenzione, per costruire comunità. Se ci aiuti, Irene, a riflettere su questo ruolo che può avere sia in senso distruttivo sia in senso costruttivo della comunicazione, e che impressione hai di come nel nostro paese vedi le persone rapportarsi alle notizie? Allora, nella vicenda Zuncheddu a me da subito è sembrato tutto molto strano il fatto che di questa vicenda non se ne sapeva quasi niente, per cui io dissi fin da subito all'avvocato: ma com'è possibile, avvocato? Ho controllato un po' su internet, ma non c'è quasi niente sul caso di Beniamino, ho letto giusto qualche articolo. E mi sembrava strano questo, no? Il fatto che comunque, insomma, in carcere, quando giravo in quei giorni, tutti mi dicevano no, ma Zuncheddu è innocente, qui lo sappiamo tutti. Insomma, più parlavo di Beniamino e più tutti mi dicevano sì, ma si sa che Beniamino è innocente.
Per cui dicevo, ma che cosa strana, tutti sanno che Beniamino è innocente, però qui in Sardegna, sui giornali, a livello diciamo di informazione non se n'è mai parlato. A che io invece dico all'avvocato, guarda Mauro, secondo me questo caso va portato fuori dalla Sardegna e reso pubblico, e va reso pubblico a livello nazionale, perché questa vicenda deve essere conosciuta, bisogna accendere un faro su questa vicenda, perché tu hai delle intercettazioni importanti, dei racconti importanti, il processo è fermo da 3 anni, insomma per tutto quello che Mauro prima raccontava. Ed è così, infatti, che abbiamo deciso di accendere questo faro e di rendere tutto pubblico, perché del resto erano atti pubblici depositati, non è che le cose che noi abbiamo deciso di rendere pubbliche a livello di informazione erano atti segretati o che non si potevano, era tutto pubblico, quindi abbiamo pensato che era giusto far conoscere anche all'opinione pubblica, e devo dire c'è stata una stampa che si è schierata praticamente tutta innocentista, quindi tutti fin da subito hanno capito e hanno creduto a Beniamino, perché il caso era talmente semplice poi nella sua complessità che era impossibile non capire che quest'uomo non c'entrava niente, bastava leggere attentamente le carte, informarsi un po' su come era andata la vicenda, che insomma in qualche modo la stampa, devo dire, in questa vicenda è stata invece molto molto importante. Non sempre è così, perché c'è anche l'altro aspetto della medaglia, dove invece capita che la stampa distrugge le persone, magari ci capita proprio l'innocente, o anche quando non è innocente, insomma la stampa quando vuole sa essere anche molto cattiva, violenta e demolire anche, e quindi capita anche di innocenti ad esempio che finiscono in carcere, e la stampa praticamente li massacra completamente, perdono il lavoro, vengono messi alla gogna come fossero dei peggiori criminali, e poi magari dopo anni viene fuori che quella persona non c'entrava niente, e neanche poi ci sono le scuse, l'informazione magari poi dedica un trafiletto di 2 righe dopo che magari ha fatto paginoni e paginoni. Quindi diciamo abbiamo una stampa e un'informazione che insomma che anche lì ci sarebbe tanto bisogno di giornalisti e di una stampa libera, di una stampa capace di fare informazione. Tant'è vero che mi piace ricordarlo, perché credo che seguano anche questo evento di questa sera. Radio Radicale ad esempio in questa vicenda ha fatto tante puntate, mandato in continuazione proprio tutto ciò che riguardava la vicenda Zuncheddu, proprio affinché insomma potesse essere conosciuta da tutti. Beniamino, mentre eri in carcere, che cosa pensavi della gente fuori della comunità? Avevi l'impressione che qualcuno pensava a te, pensava alla tua innocenza, o ti sentivi così condannato, dimenticato? No, non mi sentivo dimenticato, condannato sì, ingiustamente, però dimenticato no, perché il paese ha creduto dall'inizio, ha creduto in me, perché conoscono la persona, conoscono la famiglia. E quando sei tornato in paese a novembre, quando sei ritornato a casa, che cosa è successo nella tua comunità? E mi hanno fatto la festa, in 2 ore hanno organizzato tutto, il sindaco, il parroco, tutto il paese mi hanno aspettato fino al mio arrivo, però non capivo niente. Facciamo un intermezzo musicale ancora prima di un ultimo scambio di battute fra noi. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi spalzi di umore, dalle ossessioni delle tue manie,
supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì, avrò cura di te. Grazie. Mauro, hai sentito l'esigenza di scrivere un libro? Penso che un avvocato non è scontato che si metta a scrivere libri e che lo faccia di una storia reale che ha accompagnato e assistito. E allora perché? Il libro ha una duplice genesi. Inizialmente ho iniziato a scrivere in un file Word del computer che avevo intitolato Memorie, quello che stavo vivendo nel momento peggiore del processo di revisione. Cioè, c'è stato un momento del processo di revisione in cui sembrava veramente che, nonostante la chiarezza delle prove dell'innocenza di Beniamino, non lo si volesse assolvere e soprattutto non lo si volesse scarcerare. E lì ho iniziato ad essere molto complottista, non lo nego. E ho iniziato anche ad avere un po' di timori. E quindi ho iniziato a scrivere, perché non si sa mai che cosa possa capitare, intanto quello che sto vivendo io lo sto lasciando nero su bianco. Poi per fortuna, come vi ho detto prima, il processo ha preso un'altra piega e ho smesso di scriverlo, anche perché l'incedere delle udienze non mi dava tempo di fare memoria e raccontare il tutto. Quando il processo è finito, diverse persone mi hanno detto: questa storia va raccontata, prova a scriverla, a finire il racconto. E allora lì il motivo è un po' quello che ci siamo già detti prima. Il libro non è solo la cronaca di quello che è successo, sì, è romanzato, abbiamo cercato di renderlo fruibile ai più, quindi non è un libro tecnico, racconta la storia di persone che hanno svolto il loro lavoro. Però l'idea che oggi ho è che spero che quel libro trasmetta, da un lato, l'impressione che davvero, se le cose funzionano male, ciascuno di noi potrebbe trovarsi dalla parte di Beniamino un giorno, al posto di Beniamino. E secondo, ci sono delle riflessioni che riguardano quegli aspetti che dicevo prima, ossia sono delle regolette molto semplici che se ognuno di noi metabolizzasse forse aiuterebbero a far funzionare un po' meglio il sistema giudiziario, a partire dalla cultura del dubbio. Cioè, nel dubbio tu devi assolvere, non puoi condannare innanzitutto. Il secondo è il valore della libertà,
Di fronte ad un soggetto che sta scontando una pena ingiustamente, tu lo strumento per liberarlo lo devi trovare. Non puoi tenerlo in carcere sulla base di formalismi o motivazioni estremamente sofisticate. Quindi il messaggio è questo: è capitato a Beniamino, può capitare a chiunque di noi e capita a tanti di noi quotidianamente, con danni meno gravi, con finali meno tragici, ma capita quotidianamente a tanti di noi di essere sottoposti a questo meccanismo che troppe volte non ha i connotati di un meccanismo civile. Questo è il senso di questa storia, secondo me. Deve passare il messaggio che non è una storia isolata, che nella sua immane drammaticità per il danno cagionato a Beniamino non è una storia isolata, perché è il frutto di un meccanismo che si ripete quotidianamente. Grazie. Beniamino, raccontare le storie è da sempre importante. Il tuo avvocato ha scritto un libro con un titolo forte, Sono innocente, questo libro lo trovate tra l'altro qui nei gazebo, e ha raccontato la tua storia. Tu quanto hai voglia di raccontarla ancora e quanto hai voglia invece di lasciartela alle spalle? Ho proprio voglia di lasciarlo alle spalle, di dimenticare. Questo lo crediamo anche perché la vita che hai davanti ha bisogno di essere vissuta. Però è difficile dimenticare. Ed è, anche se doloroso, un regalo importante che fai al nostro Paese nel diffondere questa consapevolezza e fare diventare questi anni qualche cosa di nostro regalo. Esatto. Sì, almeno così crediamo, insomma, e ti ringraziamo di essere qui. Irene, vorrei farti una domanda anche così, un po' provocatoria, insomma. Ti ha invitato qui il Vescovo, la Pastorale del Turismo questa sera, hai ricordato l'impegno del Partito Radicale che su tante convinzioni nella storia del nostro Paese forse ancora oggi è lontano da ciò che la Chiesa Cattolica insegna, ma che sul tema della giustizia si è trovato da lungo tempo a fare un lavoro insieme con i cattolici. Che cosa pensi che la Chiesa rappresenti, debba fare in questo Paese perché sulla giustizia si cresca come comunità? Che cosa hai visto di buono? Che cosa senti? Così di fronte al Vescovo, di fronte anche ai cattolici che sono qui, di chiedere loro a partire da questa lunga storia. Ricordavamo prima da Giovanni Paolo II nel 2000 il suo sbilanciamento sulla questione delle carceri. Abbiamo nel 2025 un nuovo giubileo sulla speranza, tra l'altro tema fortissimo e connesso a quello di questa sera. Ecco, come vedi questo rapporto tra laici, anche mi verrebbe da dire ultra laici, e cattolici, e visioni del mondo diverse, insomma, nel nostro Paese attorno a questi temi chiave? Ma lo vedo assolutamente bene, nel senso che sui diritti umani, diritti civili, diritti umani, la giustizia, non possiamo che avere un interesse comune, perché il problema della giustizia è un problema sociale importante che riguarda noi, riguarda naturalmente anche la Chiesa, e devo dire che soprattutto negli ambiti che io visito, quindi nelle carceri, se non fosse molto spesso per i cappellani, per la Caritas, per i gruppi che in qualche modo entrano in carcere e danno una mano anche proprio sul lato pratico a queste persone,
me se ne sentirebbe molto la mancanza, perché sono proprio loro che sopperiscono a tutte quelle figure che invece lo Stato dovrebbe attivare. Spesso sono loro che riescono a portare i vestiti, a dare dei piccoli fondi a disposizione dei detenuti che non hanno soldi, quindi da questo punto di vista è assolutamente importantissimo, per cui io non posso che vederla come una cosa importante, così come è importante, quindi così la vedo. Credo che sarebbe molto bello se diciamo anche il Papa Francesco facesse un passo in questo momento ancora più forte, più avanti, proprio come lo fece, lo dicevamo prima, all'epoca Papa Wojtyla sulla questione delle carceri, che ebbe il coraggio di andare nel Parlamento italiano e chiedere dei provvedimenti di clemenza, dei provvedimenti, diciamo, a favore delle carceri, perché all'epoca c'erano in carcere circa 70.000 detenuti, oggi siamo arrivati quasi a 65.000 detenuti, diciamo che entro fine anno rischiamo di arrivare di nuovo a quel numero dei detenuti, e quell'intervento di Papa Wojtyla fu un intervento molto importante, perché seguirono poi dei provvedimenti, magari non si è mai fatta realmente una riforma a 360 gradi così come occorrerebbe fare, perché noi non possiamo separare il tema della giustizia da quello delle carceri, perché le carceri sono un appendice di un sistema giustizia che non funziona, di un sistema della giustizia malato, per cui ciò che il nostro legislatore dovrebbe fare è intervenire sul sistema della giustizia e sulle carceri. Quindi diciamo, anche se poi non è la Chiesa che deve dettare la linea politica, la Chiesa non dovrebbe neanche intervenire con la politica, ma sicuramente sarebbe importante, visto che ci avviciniamo anche al Giubileo, se ci fosse anche da parte del Vaticano, del Papa, insomma una presa di posizione importante, perché adesso è davvero necessaria, perché noi ci troviamo in un momento di grande emergenza umanitaria per quanto riguarda le carceri. Grazie. Beniamino, prima di chiamare il Vescovo qui sul palco con noi, ti faccio una domanda così, un po' delicata, però che riguarda proprio quest'ultima dimensione che abbiamo toccato. E ti chiederei se in carcere è più facile perdere la fede o averla? Averla. In carcere, cioè il tempo ce l'hai, perciò preghi. Quando hai un po' di tempo libero ti metti, preghi, poi pensi ad altro, pensi a fuori, pensi alle famiglie. Che bella questa autenticità, grazie. Grazie. Monsignor Antonello Mura, Vescovo di Lanusei e di Nuoro, che ringraziamo anche per questa possibilità di riflettere insieme lungo tutta l'estate che dà alle due diocesi, ai residenti, ai turisti, attraverso appunto la pastorale del turismo. Grazie a te Don Sergio, per come hai guidato questo momento molto, molto bello, anche per farci riflettere su temi che non sempre riflettiamo. E anche stasera credo che ci sia stata una bella occasione per farlo. Pensavo prima, guardando a Beniamino, ma già da stasera, quando lui è arrivato, una delle cose più belle che ho provato anche come sentimento che mi scaturiva spontaneamente era: da quando sei uscito dal carcere sei ringiovanito. C'hai un volto così sereno, perché io ti avevo visto i giorni dei giorni belli ma anche drammatici, perché portavi con te 33 anni di carcere, che sembravi veramente provato, veramente con un volto che sembrava con tutto il peso di 33 anni.
adesso sembri con un futuro davanti. Una bella domanda che hanno fatto attraverso il QR code era proprio questa: ma come il futuro, come lo stai pensando, il futuro che arriva, che viene? Come trascorri le giornate? Come stai pensando a quello che verrà, non a quello che è avvenuto? No, per il momento non sto pensando proprio al futuro per niente. Giorno dopo giorno, come viene la giornata me la prendo. Sì, però serenamente. Serenamente, giusto, sì. Serenamente, Sì, si vede dal tranquillo, volto, dal sì. sorriso, si Sì, vede sì. anche dalla gioia che raccontavi prima a noi, anche nel paese trovi. Sì, No? sì, sì, sì. Non è che No, ma- stai chiuso in casa. No, no, no. Ecco. questo è Esco sempre, cioè, come la giornata. Come una giornata tranquillo, no, senza all'esterno. nessun pensiero. Dentro il carcere erano più le parole di conforto o erano più le parole di commiserazione, come dire ma guarda un po' cosa ti stai capitando, oppure c'era gente che ti incoraggiava dicendo vedrai che verrà fuori la verità, oppure gente ti diceva rassegnati? Ti dicevano di rassegnarti o di continuare a lottare? Lì ce ne sono di tutti i colori, ne dicevano di tutti i colori. Ne ho conosciuti talmente tanti. Vedrai che un domani, sì. Sì, quel sì, tipico sardo. Una domanda che riprendo è stata anche questa. Tra gli agenti di polizia penitenziaria hai trovato solidarietà, conforto, incoraggiamento? Sì. Cioè, mi hanno sempre rispettato e li ho sempre rispettati per il lavoro che facevano, perché è un lavoro come un altro. Perciò li ho sempre rispettati e mi hanno sempre rispettato. Grazie. All'avvocato Mauro dico, riprendo anche qui una domanda che è comparsa. Ma qualcheduno ha pagato? No, mi pare. Seconda domanda, ma qualcuno che deve pagare, avete avviato un percorso perché emerga quello che è stato fatto, quello che qualcheduno ha fatto male, facendo pagare il prezzo a Beniamino? Allora, non è possibile farlo perché le false testimonianze commesse nel 1991 si sono prescritte nel 2011. Dopo 20 anni quei reati si sono prescritti. È vero anche però che c'è un'altra situazione che va chiarita, ancora più grave forse. Quegli uomini sono stati uccisi da qualcuno che non ha subito un processo. Cioè, hanno fatto il processo e hanno condannato la persona sbagliata, cioè Beniamino. E da quel punto di vista la Procura della Repubblica di Cagliari sta indagando per accertare l'identità degli autori di quegli omicidi. Quindi nessuno pagherà a proprie spese per il male che ha subito Beniamino, perché l'ordinamento non lo consente. Speriamo però che almeno i familiari di quelle vittime possano un domani scoprire chi è stato a fare del male ai loro cari. Grazie. Beniamino, un'altra domanda che ci deve portare, poi anche la domanda che farò a Irene va in questa direzione, che ci deve portare però a guardare, non a gioire qui del fallimento dello Stato, perché nessuno è contento quando lo Stato fallisce, non siamo tifosi dell'ingiustizia. Ma se Beniamino, non so se è capitato, perché può darsi che sia capitato, si trovasse davanti degli studenti oggi, di quelli che devono pensare al futuro, parlerebbe
dicendo che bisogna avere fiducia nella giustizia? È un po' difficile, perché non si può dire di avere fiducia nella giustizia, per come sono stato io, perché non fanno le cose come deve essere. Ne prendono uno, quello è un delinquente, lo buttano in una cella, poi sta a lui a difendersi. Poi se trova un avvocato bravo è fortunato, se trova un avvocato alla parte dei giudici è sfortunato. No, prima che parli l'avvocato, sì, capisco che l'applauso spontaneo è venuto, però è anche giusto che i nostri ragazzi credano nelle istituzioni, perché e noi ci crediamo. Al di là del caso personale, che certo è drammatico e non può passare inosservato, nessuno di noi può fare il tifo perché è un'istituzione che è messa nella società, perché la giustizia ha bisogno, anche quella umana, ha bisogno di persone che ci credono, ed è qui che prima l'avvocato diceva anche sono le persone che fanno le istituzioni. E dobbiamo dirlo, perché altrimenti, nonostante questo drammatico esempio, noi non contribuiremo a migliorare questa società se non credessimo nelle istituzioni che sono a questo compito chiamate. Volevo dire una cosa, Beniamino qualche mese fa è stato ospite di una scuola superiore ad Oristano e gli è stato chiesto alla fine di questo incontro cosa dici agli studenti, manda un messaggio a questi ragazzi che oggi ti hanno ascoltato, e lui ha detto due cose molto semplici. Avete visto come è molto diretto nelle sue risposte Beniamino. Primo, cercate di capirvi, e secondo, cercate di perdonarvi. Se uno di voi sbaglia, non dategli addosso, cercate di capire perché ha sbagliato e poi perdonatevi. Io penso che se gli uomini della giustizia, che lavorano in ambito della giustizia, ragionassero in questo modo, certo il perdono non va riconosciuto sempre, ovviamente i giudici sono messi là anche per condannare i colpevoli, ma il messaggio cercate di capirvi, prima si è parlato di immedesimazione, ecco, è il primo passo molto semplice per esercitare bene le funzioni della giustizia e per poter consentire a noi di avere più fiducia negli uomini che esercitano la giustizia, perché noi siamo tranquillizzati se di fronte a noi c'è un giudice che è pronto a volerci capire, a tentare di capirci e a spiegarsi il perché di certi atti. Grazie. Nel nostro percorso di quest'anno, che aveva come tema avere cuore, che ci sta qui alle spalle ben visibile, noi abbiamo pensato a questa storia, ma non in senso negativo, perché qui c'è gente, un avvocato, un garante, uno detenuto per 33 anni che ha creduto che alla fine la verità trionfasse, e abbiamo bisogno di queste persone. E qui la mia domanda è per Irene, perché credo che il servizio di garante di tutte le persone private della libertà sia molto importante. Lo vedo anche nelle nostre carceri. La diocesi di Nuoro e di Lanusei hanno 3 carceri, tutte diverse, tutte anche con problemi diversificati, però io vedo che quando si va tra i detenuti, si va nelle sezioni o anche si celebra una messa e poi si dialoga, tutti hanno bisogno di una parola giusta, di un incoraggiamento e di uno sguardo sul futuro, tutti, perché nessuno si rassegni. Ecco, incontrando i detenuti, perché a lei si rivolgono persone, prima ne citava qualche esempio, che hanno bisogno anche solo di
di poche cose ma essenziale, perché lì il poco diventa enorme, è molto. Coglie questo desiderio. Una domanda molto interessante qua era, ma perché c'è stato qualche magistrato come Gherardo Colombo che dice, ma noi in una società giusta, bella, capace di autopromuoversi, le carceri non dovrebbero esserci. E come prima ci lamentavamo di un percorso sbagliato, giustamente, però qualche volta siamo pronti molto di più a dire quello deve essere punito, deve essere condannato. E lei ha citato prima a tavola un esempio di come i giudizi, per esempio sui social, talvolta sono incredibilmente dannosi, di una società che non sa riconoscersi sempre capace di cambiare e migliorarsi. Ecco, cosa coglie in tutto questo? Ma allora, intanto sulla questione messaggio positivo, fiducia nella giustizia, mi sento anche di dire che se non fosse stato per la procuratrice Nanni questo processo non si sarebbe mai riaperto, quindi ci sono magistrati su cui ancora possiamo avere fiducia, giudici su cui ancora possiamo avere fiducia, anzi meno male, perché vuol dire che c'è una parte sana che ci fa ben sperare. E quindi sui messaggi positivi, io purtroppo tante volte di fronte a tanta sofferenza che vedo all'interno delle carceri, pur essendo garante ma avendo degli strumenti spuntati, cioè abbiamo pochi strumenti a disposizione, a volte ci rimangono solo i messaggi positivi da dare a queste persone, quindi mi rendo conto che loro hanno molto bisogno di questi messaggi positivi, hanno bisogno di speranza, perché spesso quello che viene a mancare è proprio la speranza per molte di queste persone. Invece credo che dare messaggi positivi e di speranza sia utile, perché poi queste persone comunque possono uscire dal carcere, possono riprendersi in mano la vita, no? La vita non è che finisce con una... insomma, uno può anche finire in carcere, può avere dei momenti terrificanti nella vita, ma la vita ha più fantasia di noi, diceva qualcuno a me molto caro, e io credo sia realmente così, può sempre sorprenderci anche in positivo. Grazie. Prima di dare il saluto finale, Gianpriamo, musica e parole per darci il tocco tuo finale, ma vi prego di aspettare prima di concludere. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, 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 neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, da-di-do-di-dum, chibum, chibum, da-di-do-di-dum, chibum, chibum, da-di-do-di. Via, 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 vieni via con me. Entri in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, 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 non perderti per niente al mondo. Uno spettacolo d'arte varia, io innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, da-di-do-di-dum, chibum, chibum, da-di-do-di-dum, chibum, chibum, da-di-do-di-dum.
ba da ba di ba 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 di di ba 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 di vieni via con me, entra in questo amore buio pieno di uomini, via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good, like my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, dat-di-doo-di-doo, chibum, chibum, dat-di-doo-di-doo, chibum, chibum, dat-di-doo-di-doo. Grazie tante. Grazie Gianpriamo per questo accompagnamento musicale e anche cantato che ci hai dato. Concludendo, prima di dare la parola a Don Alessandro per il prossimo appuntamento, un grande abbraccio a Beniamino, davvero noi siamo felici di averti accolto. Contraccambio. La tua storia ci aveva conquistato da lontano, ma stasera è come se l'abbiamo percepita molto vicina, anche con tutte le conseguenze che a volte una storia come la tua comporta drammaticamente. L'incoraggiamento anche a te è davvero per il futuro. Ci ritroveremo in qualche altro posto e con grande gioia. Ecco, oggi abbiamo guardato al passato, ma vogliamo con te guardare al futuro. Grazie a lei. Davvero, grazie all'avvocato Trogu, anche per la precisione con cui ci ha accompagnato riepilogando la storia, grazie a Irene che ha un compito molto delicato e molto bello però, di vicinanza, grazie a Don Sergio per come ha guidato il nostro incontro e si è immerso nella Sardegna come tu ami fare anche in generale. Don Alessandro. Grazie a tutti. Ricordo che nel gazebo qui all'ingresso è possibile ritirare anche il cuscino della pastorale del turismo, è un modo per sostenere anche questa nostra iniziativa. La serata prossima sarà lunedì 26 agosto, il tema sarà la storia di un cercatore di stelle, racconti e filmati sull'ambasciatore Luca Atanasio ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. Grazie a tutti e buona serata. Io vorrei ricordare, questa è una storia molto bella anche, voglio promuoverla perché ricorderete questo ambasciatore, sarà presente il padre che sta conducendo una bellissima battaglia per ricordare un uomo ucciso nella Repubblica Democratica del Congo, ma che aveva dato la vita davvero non come ambasciatore burocratico, ma come una persona che aveva a cuore la gente ed è morto proprio per questo. Una bellissima storia, il padre è una figura eccezionale. A lunedì, grazie.